sono emozionato per questo gran movimento che si è creato in queste settimane per salvare i colonos. I Savin che stanno vivendo un momento di crisi profonda. Per 30 anni noi abbiamo lavorato per samenare, per tenere vivo il Friuli fra la memoria storica e il presente, la proiettazione del futuro. E questo è venuto fuori anche da interventi che sono stati fatti ai colonos, che è il valore del progetto culturale in sé e che è l'importanza che i colonos siano avuti come grande riferimento per il Friuli. Io voglio ringraziare tutte le persone, i tanti furlans che in queste settimane si sono mobilitati e hanno espresso la loro affetto, la loro vicinanza, la loro stima e anche la solidarietà concreta. Un grazie particolare da anche al professor Sergio Ceccotti che insieme a Magda hanno messo in moto tutto questo. Sono passati 30 anni, noi stiamo lavorando in queste maniere, in questo momento, proprio per poter dare un altro futuro ai colonos.